un'isola lontanissima a sud-ovest, un'isola che non è segnata in nessuna carta e come sappiamo anche i veri luoghi spesso non sono segnati da nessuna parte. E questi luoghi possono essere il teatro di cui ci occupiamo, oppure noi stessi. Oggi abbiamo un appuntamento particolare, parliamo di un romanzo famosissimo che si è trasformato in uno spettacolo grazie a Francesco Nicolini e al suo interprete principale sulla scena che è Luigi Delia, che è il nostro ospite. Ciao Luigi. Ciao, buongiorno. Moby Dick, ormai tacerlo, fa parte del nostro background, del nostro DNA. L'hanno trasformato, l'hanno portato in scena, in musica. Bob Dylan l'ha citato dopo aver accettato il suo Nobel, l'ha citato nel suo discorso di ringraziamento come caposaldo della sua formazione artistica. Ecco, questo spettacolo, dici perché noi dovremmo venire a vederlo? Caspita, è una domanda, ma innanzitutto perché è uno spettacolo dal vivo e questa cosa è estremamente emozionante in questo tempo. Quindi questo è il primo motivo, perché tutto avviene in carne ed ossa. E poi perché mi viene da dire che è uno spettacolo sul prodigio, perché almeno per me, nella mia esperienza prima di fare questo spettacolo, quando ero solo un lettore di Moby Dick, e durante questo spettacolo tutto quello che abbiamo cercato di fare dal testo, dalla regia, la messa in scena, le musiche, e cercare di fare avvenire in questa ora e un quarto, ora e 20 in cui si svolge la storia, l'incontro con un prodigio, che è il prodigio sì, di Moby Dick, della balena, della natura, della forza del mare, ma anche della disperazione dell'uomo. Quindi venire a vederlo perché è l'incontro, noi speriamo sempre emozionante, che faccia venire la pelle d'oca con il prodigio, con qualcosa di incredibile che non puoi spiegare, che ti chiama, che ti attira come un vortice. Quindi il tentativo è quello di vivere insieme agli spettatori un prodigio, qualcosa che faccia venire un po' di vertigine. E questo a volte accade in Moby Dick, ma come in tutte le rappresentazioni teatrali è un'alchimia sempre delicata, che dipende dal pubblico, dall'umidità della sala, da quello che ognuno porta quel giorno al teatro. Per questo è bello, un'esperienza dal vivo, un'esperienza unica, avviene solo in quel momento, un atto, come dire, di vertigine, di brivido tra perfetti sconosciuti, che si incontrano una volta e poi si saluteranno e probabilmente non si rincontreranno mai più nella vita. Nello spettacolo teatrale, a differenza dello spettacolo a cui siamo abituati e siamo stati abbandonati in quest'ultimo periodo, quello della televisione, dello streaming, insomma, che crea una barriera, una distanza, appunto nello spettacolo dal vivo in qualche modo si crea penso, una tensione, e volevo capire che spazio c'è per l'interprete di cambiare in base a quella tensione del momento. Sì, lo spazio è tanto, perché ogni volta l'esperienza teatrale è unica, è un incontro, tutto un incontro che in tanti casi, nei casi più belli probabilmente, avviene tra persone anche di diverse generazioni, di diverse età, con storie diversissime. E c'è, come dire, chiaramente c'è un testo, c'è un'idea, c'è una tensione che uno porta in scena e che ha provato 1000 volte, però poi quello che avviene lì cambia, a volte cambia per un respiro, a volte per un colpo di tosse, a volte per una risata, o a volte quando, nella maggior parte dei casi, almeno per quello che succede a me, per certi silenzi. A volte è come se tutti quanti insieme, ed è la cosa è molto bello quando questo avviene in 100, 200, 300 persone, tutti insieme ci si sospende per un attimo. Quindi si rimane in silenzio, in una bolla, e a volte quanto più tempo si può tenere quella sospensione in cui in silenzio ci si guarda semplicemente negli occhi, perché magari si è arrivati in un brivido della storia, ecco, allora poter prolungare quel silenzio, nella mia esperienza, è una delle interazioni più belle, dei cambi più belli che possono avvenire. Quindi ogni volta è diverso, ogni volta è unico, e dentro ci passa poi la vita dell'attore, ma di tutto il pubblico che si incontra in quel momento per vivere questa cosa. Quindi è un'esperienza unica ogni volta, che cambia,
certe volte, come dire, anche da un giorno all'altro gli spettacoli sono totalmente diversi. In qualche modo, come ce lo proponi, il silenzio non è buio, è il momento che di solito noi associamo alla pausa, alla solitudine, ma è qualcosa che provoca nascita e anche rinascita. Sì, 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 è un silenzio pieno. E poi è, come dire, è un equilibrio a dire, raccontare, far immaginare, ma non troppo, perché poi c'è anche il pubblico che deve fare la sua parte. Quindi il silenzio è anche perché ci si ferma un attimo prima di occupare totalmente la scena, altrimenti diventeremo anche noi come ACAB che vuole assolutamente conquistare tutto, no? Questa è anche per me la storia di una conquistatore folle, un dominatore folle che era ACAB. Invece penso che nel teatro è importante non prendere troppo, lasciare spazio a quello che può succedere di imprevisto, di imprevedibile in diretta lì col pubblico. Quindi quando vado al teatro da spettatore soffro sempre quando capisco che per esempio gli attori in scena stanno prendendo in ostaggio il pubblico. Non è una condizione che mi piace, lo trovo una cosa un po' violenta. Invece a me piace fermarsi un po' prima in modo da poter lasciare il buio, il silenzio, qualcosa di vuoto dove qualcosa può succedere. Ecco, per me l'importante è nel vuoto che si riesce a creare. È importante questo perché fa sentire e fa capire quanto il pubblico è co-creatore in quel momento stesso di quello che poi vedrà sulla scena, perché fornisce in qualche modo il materiale, il respiro. Sì, è come se per me uno spettacolo è come un grande quadro che dipingiamo tutti insieme e che l'attore da soltanto probabilmente condivide una piccola tavolozza di colori con pochi colori, non tutti. E poi il pennello in mano però ce l'ha il pubblico. E quindi durante la creazione teatrale non è uno spettacolo, è un rito, una cerimonia, una creazione che si fa tutti insieme. E in quella creazione, con tutto il corpo, con le emozioni, col cervello, con i brividi sulla spina dorsale, tutto questo lo crea il pubblico. Almeno questo è il tentativo ogni volta. Devo dire che nella mia esperienza avviene. Sono uno fondamentalmente ottimista e quindi anche con i ragazzi, per esempio, avviene se c'è una sincerità, se nessuno vuole prendere in giro nessuno, se ci si presenta nella sincerità di umani che si incontrano, tutti sono disposti a seguire qualcuno che racconta bene una storia e quindi si entra in quella storia. Quindi è come un grande quadro che si dipinge tutti insieme. Ma e tu ti sei mai chiesto, penso di sì, come tutti i protagonisti, come mai il teatro ha quest'idea di qualcosa di troppo distante, di noioso e per cui il pubblico fa fatica a seguirlo? Certe volte, non lo so, certe volte mi viene da pensare che i velluti rossi del teatro forse sono un po' distanti dai tessuti che toccano i ragazzi d'oggi, forse gli arredi, però forse anche, credo che è questione anche di incontri, perché magari ci sono, quando vai nel teatro e trovi qualcuno che finge o che recita, paradossalmente, ma a me non diverte molto, per esempio. Sul copione di Moby Dick l'ho preso in questi giorni per ripetere la memoria in vista di queste date. Avevo scritto una cosa in cima, un appunto a matita che diceva, poi che era per me, un appunto per me, mi ero scritto non fare niente, racconta così come sei. Quindi ecco, questo fatto qui per me è importante. Poi credo che molti, almeno questa è la mia opinione, ma ho visto tanti spettacoli per ragazzi dove si approfitta un po' del fatto che i ragazzi, a me non piace per esempio che è l'adulto che debba raccontare una storia ai ragazzi. Chi sono io per avere una storia giusta da raccontare? Ci provo, facciamo il tentativo, percorriamo insieme i primi 5 minuti dello spettacolo e poi capiamo se i ragazzi entrano. Ma lo spettacolo non è una dittatura. Certe volte dico ai ragazzi, se vi state scocciando, addormentatevi in serenità. Poi non succede, ma perché no? Quindi non può essere lo spettacolo una dittatura, è una proposta sincera che si fa e poi chi vuole entra, senza spingere nessuno. Basata su un patto comunque assolutamente onesto e trasparente.
cosa consiglieresti a un ragazzo che volesse intraprendere la carriera d'attore perché è in qualche modo chiamato da te sul palco a quest'idea, a questa passione? Mm. Ma mi verrebbe innanzitutto di essere curiosi della vita e delle cose che succedono, di leggere tanto di cosa succede nel mondo, perché poi le storie, le cose che uno ha voglia di raccontare le incontra a volte anche casualmente, magari anche origliando qualcosa mentre prendi un caffè o cammini per strada e ti passa qualcuno accanto che dice qualcosa. Quindi credo che il consiglio che darei è di essere dei grandi curiosi della vita. E poi l'augurio che faccio è quello di provare l'esperienza del teatro o dell'arte, che sia la pittura o la poesia o la letteratura, perché è meraviglioso creare un mondo dove si può entrare, farlo respirare, è come se è la possibilità di far respirare quello che è dentro. E oggi è difficilissimo, non avviene. E per tanti ragazzi anche, come dire, non c'è nemmeno la possibilità di esprimere quello che si ha dentro, no? Come se abbiamo dentro un fiore che non è detto che sbocci. Il teatro è la possibilità di farlo sbocciare, la possibilità, innanzitutto per se stessi, di vedere che cosa uno porta dentro. Il teatro è una delle strade, non l'unica. Poi c'è, come dire, la pittura, la poesia, la letteratura, lo sport. Tanti sono quello che sono quando giocano a calcio, quando danzano, quando fanno altre cose. Ecco, tutto questo che è espressione del corpo e la possibilità di far sbocciare qualcosa che c'è dentro. E oggi penso, come dire, questa cosa la reputo fondamentale, soprattutto per i ragazzi che dovrebbero, secondo me, anche riprendersi il diritto di dire la loro, di dire loro cos'è che vogliono in questo mondo, dire la loro in questo mondo. Lo ritengo fondamentale. Ho letto un articolo interessante dove si diceva che Moby Dick è una grande storia anche di dominazione della natura, no? Da parte di Ahab. Al di là della caccia alle balene, ma è un uomo, dico un uomo, non una donna, ed è un uomo che vuole uccidere per ossessione la balena bianca, che vuole dominare il mare, gli dei. Dice a un certo punto, ucciderei Dio se mi facesse offesa. Ecco, questa spocchia di fronte al pianeta, alla terra, alla creazione. I ragazzi oggi sono quelli di Friday for the Future che stanno combattendo questo, no? Sono i ragazzi che fra 50 anni che mondo avranno, tocca a loro. Quindi è una storia, come dire, che dentro ha anche questo per me. Il fatto di dire giù le mani dal pianeta, giù le mani dal prodigio, giù le mani dalle balene, giù le mani dalle emozioni dei ragazzi. Certo, la libertà di dare, come dire, un'immortalità democratica, di dare voce a dei protagonisti prossimi della nostra vita, del nostro mondo. Questa sarebbe la vera conquista del nostro quotidiano. E ho visto qualche immagine in attesa di venire a vederti perché è assolutamente trascinante. Ho visto le immagini del trailer del tuo spettacolo e sono stato colpito da tutti questi rumori, ticchetti, 3D, le ombre, le suggestioni, i silenzi che, come dicevi tu, sono parte essenziale di questo e di tutti gli spettacoli. Potremmo definire in qualche modo un horror? Ah sì, sì, sicuramente è un horror, un giallo, sì. Acab è, come dire, ha un'ossessione, è il Jack Nicholson di Shining. Mi ricordo quando facevamo le prove era appena uscito Joker, il film con Phoenix, e ricordo che la risata di Joker ci rimaneva nelle orecchie durante le prove, poi abbiamo cercato di trovare le nostre corde. Tutte le musiche poi sono fatte da Giorgio Albiani, che ha usato 7 chitarre diverse, lui è un grande chitarrista, e ha usato 7 chitarre diverse acustiche, quindi sono tutte musiche di corde e legni, quindi 7 diverse chitarre, ha composto queste musiche che fanno davvero un'opera originale, composta apposta sulle mie parole, quindi la parola e le musiche si fondono insieme. Lo spettacolo ha 2 versioni, uno con una grande scenografia e una che è una narrazione semplice di voce e musiche. Quelle che portiamo da voi è la versione questa di racconto, quindi con voce e musica, quindi nella nudità, che devo dire, e lo dico come dire
sinceramente da interno, da protagonista, in questo momento è ancora più forte, perché poi questo è uno spettacolo che è arrivato alle porte della pandemia, la versione con la scenografia grande è rimasta ancora un po' fragile, ha bisogno ancora di essere rodata. Invece ho un cubo nero, piccolo, dove sono seduto, a volte in piedi su questo cubo, tutto avviene intorno a questo piccolissimo cubo nero, eppure la gente vede l'oceano, vede le balene, vede Akab, Starbuck, Ismaele, vede tutto questo, quindi tutto si anima di presenze, di fantasmi. Sicuramente dell'horror ci sono i fantasmi di questa storia, sì. Spesso noi siamo portati a credere che la grandiosità sia la risposta allo spettacolo, in realtà spesso è l'assenza, la sottrazione che ci fa andare verso questo universo ancora di più, ci lega adesso. Sì, sì. Tutti quanti, Francesco Niccolini, Emanuele Gamba, il drammaturgo e il regista, mi dicevano tutti che era tutto più potente se non urlavo troppo. Io ancora urlo tanto in questo spettacolo. Tutti mi dicevano urla un po' di meno che è ancora più forte. Quindi a volte nel trattenuto che c'è una potenza ancora maggiore dell'urlo che viene tutto fuori. E quindi volevo sapere, tu sei solo in scena ancora di più in questa versione, eppure Moby Dick è un romanzo pieno di elementi, di personaggi, di eventi atmosferici. Come rendi questa complessità? Non è solo merito, ed è merito del comparto musicale e scenografico, ma anche tu ovviamente. Sì, ci sono un po' di trucchi. Innanzitutto chiedo sempre molto aiuto ai sensi, e quindi a volte dire che è Natale e il gelo incolla la pelle ai ferri, allora fa arrivare il freddo sul palmo della mano, o l'odore di mare, della salsedine. Quindi nella maggior parte dei casi chiedo aiuto alle sensazioni della storia, che sia l'odore di un personaggio o i ferri della baleniera. Poi la storia è una storia corale, perché sul Pequod, questa baleniera famosa di Moby Dick, erano in 20 balenieri divisi tra vari compiti, guidati da Akab, e per caso su questa nave che man mano diventa davvero un vascello fantasma, si imbarca questo Ismaele, un ragazzo alle prime armi che si trova senza nemmeno volerlo, probabilmente imbarcato sul Pequod, e comincia questo viaggio disperato. E quindi l'occhio che racconta la storia, io è un occhio ingenuo di un ragazzo che potrebbe essere un sedicenne di oggi, che per cercare fortuna e perché non voleva andare a scuola si imbarca per cercare soldi e per cominciare a lavorare, e si imbarca su una nave guidata da un capitano folle che sta andando a cercare una balena bianca per ucciderla. Questa è la storia. Ed è un viaggio che dura un anno di questi 20 uomini su questo vascello che man mano si fonderà col mare fino all'epilogo. Non spoileriamo troppo il finale. Si sa che cosa succede, però. Si sa che cosa succede, però è sempre bello. Io tifo sempre perché ce la facciamo Moby Dick fino alla fine, chissà che una volta non succeda, quindi teniamo il finale sospeso. Sì, in qualche modo noi pensiamo a Moby Dick 1850-51 e lo assegniamo a un periodo storico, un momento di scrittura, una tipologia di romanzo, ma forse è arrivato il momento di, anche a livello scolastico, proporre questa letteratura in modo diverso, cioè estrapolandola dal tempo in cui è stata scritta, perché parla di noi, di oggi. Certo, sì, parla di noi. In tante parti dello spettacolo è in fondo la storia di un naufragio, come i tanti naufragi di oggi. E quindi è una storia zuppa di acqua, di cadute in mare, di naufragi. Questi sono dei disperati, e non è tanto diverso dalle storie dei naufragi di oggi. Ed è, come dire, come dicevo prima, per me è una grande parabola di quello che stiamo facendo oggi al pianeta, no? Ora c'è un film su Netflix molto famoso, Don't Look Up, che parla di con Leonardo DiCaprio. In questo film parla di questo asteroide che sta arrivando sul pianeta e tutti negano di vederlo, nonostante gli scienziati l'hanno fatto vedere, lo vedono in cielo, sta arrivando, tutti sanno che moriranno, ma tutti negano fino alla fine, e poi arriva l'asteroide. E qui è allo stesso modo, tutto questo equipaggio è preso da questa follia di Akab e tutti negano il fatto che li sta portando verso la morte.
c'è solo un capitano Starbuck che cerca di ribellarsi e di dire fermi tutti, è una follia, torniamo a casa. Invece no, tutti ciechi verso questa disperata ossessione di Akab, che in fondo è anche quello che sta succedendo oggi, no? Tutti ci dicono che abbiamo pochissimi anni per cambiare rotta rispetto al pianeta, eppure tutti ciechi continuiamo ad andare lì. Quindi anche il racconto di quando l'umano è preso anche da una follia, oltre che dalla bellezza. In qualche modo manca il senso di condivisione, forse, di pensare all'insieme, al gruppo, e quindi al gruppo che va verso il futuro, ma ci concentriamo troppo su le cose dell'oggi, il ritorno immediato, anche a livello di organizzazione alta, politica, eccetera. Sì, Il e poi teatro è come può se essere ci una risposta. facciamo... È come se ci facciamo rapire, no, da qualcosa che è dentro di noi e non vediamo più. Diventiamo Sì. quasi impossessati. Acab è impossessato da un'ossessione. In un'altra storia le avrebbero fatto un esorcismo ad Acab. Lui è proprio impossessato da un'ossessione. E questa ossessione contagia tutti. Quindi a un certo punto nessuno la vede più, tranne questo Starbuck. Ed è questo. Nel tuo teatro, nel teatro ben fatto, insomma, a differenza del cinema, per esempio, si sentono gli odori, si avvertono i sapori, proprio perché l'opera è lì, avviene lì sul momento, è come un'opera di cucina, alla fine. Sì, per me è fondamentale. È fondamentale che lo senta io, e se lo sento io e lo vedo io, allora lo sente anche il pubblico. È successo parecchie volte, c'è uno spettacolo nostro molto che sta girando parecchio, molto famoso, è Zanna Bianca. E quando ci sono quando Jack, il protagonista, accarezza il lupo, io sento davvero la mano che affonda nei peli del lupo. E dopo il pubblico viene a dire che l'ha sentita che anche loro hanno sentito la mano che toccava il lupo. Che tutto questo possa venire in teatro è magia. Che cos'è la magia se non questa, no? Il Un'evocazione teatro fortissima. è un'opera materica, il teatro, quindi è un'opera Sì, 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 artigianale, di tatto, di contatto. è fatta in carne ed ossa, che sicuro certe volte a me capita in certe scene di fatica, riesco a sentire, mi concentro sul sapore della mia saliva e alcune volte sul sapore del sangue, che a volte io sono solito, a volte, come dire, ehm, perdo del sangue quando sono raffreddato e mi esce facilmente, certe volte me lo sento in bocca in alcune scene concitate. Quindi un'esperienza fortissima, sì, del corpo ed è sensoriale. In carne e ossa, molto diversa da quello che oggi vivono i ragazzi con i social, TikTok, Instagram, è un'altra cosa. Però, ecco, una cosa è quando poi con i ragazzi ci si ritrova, si sta tutti insieme per un'ora, un quarto, un'ora e 20 ad ascoltare una storia. E vi assicuro che il cellulare si dimentica. Quindi non è per me il fatto che alcune cose si sono perse perché adesso tutti stanno sui social, no, semplicemente ci sono tante cose ora, ci sono più stimoli e quindi c'è un'attenzione per i social, per il tempo di TikTok, ma c'è nell'uomo, nei ragazzi, negli adulti ancora il tempo e l'attenzione per il teatro. Quindi sono cose diverse, ora è come mi viene da pensare che magari si sono aperte più possibilità, ma sono tutte ancora aperte e attive. Abbiamo parlato di horror, di furore, di una volontà che acceca, ma in Moby Dick c'è anche l'amore? Mm, bella domanda, non lo so. Non lo so se c'è. Mi viene da pensare, forse è l'unico amore presente è l'amore che salva Ismaele, che è l'unico poi che sopravvive. Forse è un amore per sé, per la vita. Poi, sì, al momento, guarda, con questa domanda che mi fai non ci avevo mai pensato, però mi viene da pensare che forse è Ismaele l'unico che porta un amore per qualcosa. Mm. Beh, se non altro c'è l'amore di noi spettatori che veniamo a vederti, quindi verso lo spettacolo e verso quello che ci mostri. Questo basta vedere, ripeto, il trailer per rimanere avvinghiati tra le immagini
e scommetto alla volontà di venirti a vedere dal vivo. Ricordiamo che sarai a Codroipo prossimamente, il 4 febbraio, e poi in ogni parte d'Italia, insomma, chiunque voglia venire a vederti. Io ti ringrazio tantissimo per Grazie a voi. essere con noi e volevo ricordare che Moby Dick è appunto un grandissimo romanzo, è stato, come dicevo all'inizio, portato anche in musica. Possiamo ricordare una canzone del Banco del Mutuo Soccorso degli anni '80, oppure i Led Zeppelin, che hanno fatto proprio un brano su Moby Dick, i film, eccetera, e oggi questo meraviglioso spettacolo di Francesco Nicolini e Luigi Delia che vedremo. Grazie a tutti e alla prossima.